Governatore Federica, 100 anni del Liceo Marinelli di Udine, un'importantissima istituzione anche culturale per la città di Udine e non solo. Sì, che rappresenta anche tutta l'importanza che ha e ha avuto la formazione per il nostro territorio, una formazione che devo dire è stata capace di innovarsi perché in 100 anni ha formato generazioni e ha permesso anche al Friuli Venezia Giulia di crescere e di avere dei professionisti in grado di valorizzare questo territorio. Quindi ci ho tenuto ad essere qui oggi proprio per dimostrare che i grandi investimenti anche sull'economia di un territorio passano attraverso la formazione e l'informazione che ha questa storia come il Marinelli deve essere ricordata e omaggiata. Un istituto come questo può essere una fucina per la classe dirigente del domani? Sì, penso che abbia tutte le caratteristiche per farlo. È un liceo scientifico che, devo dire, anche grazie alla capacità di seguire le innovazioni è stato in grado quindi di essere competitivo anche nell'attrattività di studenti. Oltretutto ho inaugurato pochi mesi addietro la scuola Polmone di Udine che proprio sta ospitando i ragazzi e le ragazze del Marinelli e quindi questo vuol dire che si vuole investire anche nelle strutture scolastiche che ovviamente sono il contenitore, ma il contenuto è quello fondamentale per garantire un futuro a questo territorio.